Buonasera, siete collegati con il tendone da circo, chiamiamolo così, di Modica, dove fra pochi minuti inizierà la partita che vede impegnati l'US Volley Modica di movimento, quindi per tutta la partita sarà questa piccola diagonale. Siamo venuti a Modica, abbiamo salutato dalla struttura geodetica. abbiamo salutato Di Pasquale, dato gli auguri per il matrimonio, Gabriele. Sì. Riprendiamo quindi questo fine settimana con il Modica che è a caccia di risultati, quindi anche se è fanalino di coda è pericoloso. Ricordiamoci l'anno scorso, è stata molto dura, abbiamo vinto 3-2 dopo una partita entusiasmante. Vedremo altrettanto oggi, Gabriele, tu che dici? Sì. Primo arbitro Schillaci Alfredo, secondo Spinella Giancarlo. Il mister del Modica è Sgarlata Enzo, il secondo Borgese Donatello. Tutto pronto? Quindi dicevamo Volley Modica ancora ultima in In classifica classifica. con 0 punti. La prima in classifica è la Ering Pozzallo, sola con 12 12 punti. punti, 4 Segue la, vittorie e 4 giocate. sì, segue la Segue, Jolly ecco, con 9 punti. le due Eccolo squadre intanto. che entrano in campo. Sì, dopo il risultato dell'ultima giornata la classifica si è rimaneggiata, ma questo è normale. Sì, siamo ancora all'inizio, il campionato è lungo. Abbiamo detto molto difficile quest'anno, le squadre sono tutte Competitive, competitive. un campionato più equilibrato. Modica guidata dal mister Scarlata Enzo e il secondo mister Borgese Donatello. Vediamo la formazione se corrisponde a quella abbiamo, che ci hanno dato. Non penso ci sarà lo start and six. Dovrebbe entrare per il Modica Bocchieri, Battaglia, Pappalardo, Di Pasquale, Vitanza, Modica, di Modica. Mentre nella Jolly solito Libero, 6. giocano con Libero, Sì, sei sicuro? assenza. Quindi non giocano con Libero. Libero assenza. Vediamo un po' i numeri se corrispondono. Assenza al numero 14, sì. Jolly che parte, sì, Numero 9 Pappalardo, sì, 12 Vitanza, 17 Modica, Dionisio Di Pasquale 11, Bocchiere numero 5, in più 1. Gabriele? Parte in più 1 a Jolly. no, il Modica, della Jolly Modica non. non batte. Dunque, della Jolly abbiamo Chillemi, Nardi, Matteo Dall'Agnol. Tanto salutiamo il papà di Dionisio. Poi La Ganà, la a Ganà, posto, sì, Samuele solida. Aprile Aprile, e Salomone. Salomone Libero, Solito alzatore chi è? 6, Chi è l'alzatore, Gabriele? Bellucci. Ok, si inizia con, sì, in più uno, infatti Bocchieri è pronto, non posso girare la telecamera, comunque la sinistra, vediamo se almeno girare un pochino,
giusto per... eccoli qua. Ricorda un po' il palazzetto di Reggio, il palloncino di Reggio, questa struttura. Speriamo non piova, In perché cui... qui è tutto allagato. Ieri c'è stato un nubifragio. Sì, infatti c'è pure acqua dentro. Pronti? Rimettiamo la telecamera a posto e si inizia. Riceve Salomone. Bellucci per Giovanni Chillemi, pallonetto riceve Dionisio che si ripropone dalla parte opposta, è angolino di Dionisio. Dall'arbitro. Salomone di nuovo. Bellucci dall'altra parte, tocco del muro sulla schiacciata di Laganà, centrale, Pipe. una pipe spinta del numero 12 Vitanza ed è Chillemi è entrato subito in partita con questa schiacciata diagonale sì, stretta. dopo un tentativo di pallonetto, ma c'era buona copertura del Modica. Samuele alla... Jump float. Oh, Oh, un muro un po' fuori tempo. che conosciamo bene dopo L'ex tre della stagioni, partita, sì. dopo 3 stagioni giocate a 5 fronti. Jump float per lui, riceve Salomone. Una 4. bruttina alzata di... ancora di Pasquale al servizio. Riceve Salomone ed è out. Riceve Salomone, ma l'ho visto schiacciarsi completamente a terra e lasciare sfilare la palla che era destinata a out. 3-2. Intanto Mimmo Laganà al servizio. Attenzione alla telecamera, siamo proprio in diagonale. È out. La Canale abbiamo Palazzetto visto... freddo. Sì, la Canale abbiamo visto in grande forma nelle ultime 2 partite. Speriamo risponda Intanto bene al anche in servizio c'è il questo. numero 17 Modica di Modica. Sì. Forse. Su Salomone, Salomone che riceve non è male. Ci mette una pezza. out. Ci aveva messo una. Non sono porte, per cui il freddo di là si fa sentire. Comunque Bellucci non poteva farci nulla su quella palla. E ora sì che è riuscita. È arrivata su. Ci mette una pezza Renato per evitare la palla. Giovanni Chillemi al servizio. 5-3. Capitano della Jolly, molto Riceve forte. male. Ace sporco. Riceve male. Siamo con l'audio? Ah, ora c'è l'audio. Era il replay, forse per questo. E allora no, deve esserci l'audio, vedi che c'è un... Devo mettere mano allora. Muro intanto della Jolly, non al meglio la copertura, ma si riesce a ricostruire con la ricezione poi di Chillemi. Attacca Laganà, pallonetto, buona la copertura di Laganà. Attacca il numero 6 Modica, tocca il muro, c'è sempre la copertura. E di nuovo Murato, Laganà che muro. stavolta viene murato. Una bellissima azione.
servizio Battaglia, riceve non al meglio la Jolly, poi riesce ad attaccare male Chillemi, ha tentato il pallonetto da dietro, non è riuscito. 7-4, ancora Battaglia al servizio. Jump float su Dallagnol che poi attacca molto forte, riceve il libero del Modica, alza Battaglia, un altro pallonetto, la palla è sempre nel campo Modica e punto però della Jolly. Evidentemente qualcuno Ecco. ha toccato sulla rete. Abbiamo l'audio questa volta durante il replay. Ora scusateci se prima non si sentiva nulla durante il replay. Io ora ho perso un po' di punti, dal 5-4 siamo a 7-5. Nicolas Nardi al servizio, riceve Vitanza, primo tempo. Che bel movimento, Renato. Sì, Che bel movimento che abbiamo visto nel Modica. Il centrale invece di rimandiamo andare subito. sulla sinistra, eccolo qua, lo rivediamo nel replay, si è trovato benissimo Sì. con l'alzatore. Che ha alzato alle spalle e ha schiacciato in posto 1, più o meno. 8-5, Vitanza al servizio, riceve Salomone. Primo tempo anche nostro di molto forte. è presa, vediamo se recuperata. riescono, non ci riesce. Il libero si dispera. Aveva intercettato questa schiacciata di Samuele Aprile. Sì, con il petto più che altro. Faccia, petto, faccia. Bellucci al servizio. C'è sempre un po' di rumore di fondo. Stavolta è più Su veloce. Dionisio che riceve male, ma recuperano. Recupera. Free ball per, vediamo come la sfruttiamo questo primo tempo di Samuele Aprile, che questa volta si intende benissimo con Bellucci, senza muro, buca il palazzetto qui a Modica. Ha visto bene l'arbitro qui in questa azione. Abbiamo rivisto anche il replay. Dopo la brutta ricezione di Dionisio, in effetti il tocco dell'alzatore c'è stato. La palla non ha toccato terra. Non ha toccato. Bellucci sempre al servizio, una jump float che è sulla dentro. riga, sembra sulla Possiamo riga. mandare il replay forse. Eh. Forse si è vista. Da dove siamo messi è difficile, vediamo. No, non si è vista. Si vede perché purtroppo, allora, visto che comunque è impallato quell'angolo, cerchiamo di tagliarne un altro pezzetto di qua. Intanto 9-7, riceve Matteos Dallagnol, schiaccia out. (10-7), la Gana ancora non ha messo a terra un pallone. Sì. Forza Mimmo, lo so che è freddo, che il viaggio è stato lungo. Servizio Pappalardo per il Modica. Siamo 10-7. Salomone, Matteo Sallagnolo, tocco del muro che è in campo, fatto la manicure a Dionisio. Al servizio non lo vediamo. Dallagnolo dovrebbe Sì. essere, sì. Martello brasiliano della Jolly pronto con la sua jump spin. Riceve bene Dionisio e Dionisio si prepara. Salomone di petto, Dionisio. tocco del muro, intercetta, bocchino per il numero 6 Vitanza che tira Dentro. in campo, chiamata da Bellucci. Tanto si è staccato l'alimentatore del computer, dobbiamo correre ai ripari prima che si spenga. Ecco, siamo partiti con la batteria allora. Al servizio Bocchieri. Siamo 11-8 signori. Muro Modica, c'è una grandissima copertura di assenza. Vitanza Poi schiaccia, stacca dall'altra parte si fa vedere anche Salomone. Tocco di Mimmo, la Gana questa volta passa
11-9, e dall'anno scorso non hanno riparato il tabellone. Sì, Tabellone guasto, si vede manca. una piccola parte. Sì, il 9 non si legge perché tutta la parte sinistra del tabellone a LED, i LED sono spenti. Al servizio per la Jolly il centrale polistanese Samuele Aprile. Due lunghezze di vantaggio del Modica. Non bene la No, ricezione. non bene, però l'alzata è buona, ma è lungo Wagner. questa schiacciata del numero 6, Battaglia. Jolly che si porta in doppia cifra con questa costruzione errata del Modica. E Samuele riparte. Ancora jump float su Sì, Assenza. su Assenza, Bocchino primo tempo, Uh, Murato, bravissimo muro Nicolas di Nardi. Nicolas Nardi. E stavolta ha letto bene il movimento. Sì, Può funzionare Era- una volta ma non due. era ben appostato, era lì con la sua altezza 2 metri e 02. Quant'è Nicolas? Penso di sì. Ha detto no a questa schiacciata del Soltanto il centrale tempo, sì. di Modica. Ancora Samuele Aprile. Andata verso Dionisio di Dionisio Pasquale che viene murato dalla coppia della Jolly. La Jolly passa in vantaggio 11-12. Non c'è stata una grandissima copertura del Modica, anzi non c'è stata proprio perché erano tutti in posizione avanzata, quasi tutti sotto il muro, compreso Assenza e Libero. 11-12, Jolly in vantaggio. Di nuovo Costruisce. Dionisio, questa volta è in campo, passa con un lungolinea, una parallela, 12 pari. È lo stesso Dionisio ora Di Pasquale, noi diciamo sempre il nome, ormai è Dionisio per noi. Di Pasquale al servizio. Geve Dallagnol. Bellucci Laganà sceglie è la- out. Laganà non ha ancora preso le misure di misure. questo campo. Ritorna in vantaggio il Modica. Ancora Ancora è freddo. sì. Dionisio Di Pasquale ancora al servizio per il Modica. Champ Flot. Sempre su Matteus Dallagnol. Sì. Ed è in campo Buona. questa diagonale strettissima di Giovanni Chillemi che finisce in posto 4 all'incrocio delle righe. Parità. Si fa sentire di Ripristinata. più il capitano Giovanni Chillemi. Sì. Mimmo Laganà al servizio. Molto Lunga forte anche ancora questa. fuori. Noi l'abbiamo visto nelle fasi iniziali di riscaldamento, Gabriele, visto che cercava dei punti di riferimento qui per la Sì, sua. sì. Però nell'altro campo, non in questo. Sì, era dalla parte di qua, l'avrà fatto anche di là quando ha fatto il riscaldamento, ma non ha trovato una posizione. 17 Modica al servizio. Una Champion Float sempre molto a fil Oh! Vedete. Palla accompagnata intanto nella Jolly e vediamo Sì, l'azione. non è coperto però dall'arbitro, ma l'arbitro era sopra. Sì. Di nuovo avanti di 2 punti Modica, 15-13, Me ne ero perso uno. che è sempre in più 1 con Bocchieri al servizio. Bocchieri no, 17 No, Modica. 17, sì. Bocchieri l'alzatore. È lunga. Out. Fa respirare la Jolly. Modica Che è Con questo servizio out. Giovanni Chillemi al servizio. la forza, vediamo su chi. Su Di Pasquale, ancora in Di difficoltà Pasquale, nella però ricezione, viene recuperano, recuperato. Sì, sì. Hanno recuperato. Free ball intanto nella Jolly. Nicolas Nardi fa valere i suoi centimetri qui, Sì, ha dovuto stirarsi, allungarsi almeno di altri 5 rispetto ai suoi 2,2 m per raggiungere questa palla
di Eccolo qua. Alessandro Visto il Bellucci. replay. Siamo 15-15. Sempre Chillemi al servizio. Forza di nuovo. Molto Out. lunga. Anche lui. Jolly non ha trovato ancora le misure. Sì. Al servizio il numero 6 Sei. del Modica, Battaglia. Anche per lui jump float molto tesa. Nicolas Nardi viene murato. Oh, c'è Poi stata fuori. copertura di Giovanni Chillemi che dà troppo forza a questa palla che finisce in tribuna quasi. Sì. 17-15. Una volta che c'era stata la copertura buona della Jolly, Sì, c'è stato il buon muro comunque, un posizionamento. buon muro Sì, sì. del Modica. Senza togliere nulla al muro. Di nuovo Matteo Dall'Agnol, questa volta la Ganà questa volta Bravissimo, viene recuperata da Assenza. Battaglia, attacca, c'è Salomone. Di qua invece attacca Matteo Dall'Agnol. oh, calma, 17-16. reazione di nervosismo del numero 9 Pappalardo che non raggiunge la palla Ha e la lanciata via. scaglia via in tribuna, anche violentemente, poteva colpire qualcuno con gli occhiali in faccia. Nardi al servizio, buona la ricezione, costruzione, numero 6 è out. E Battaglia, adesso è sotto pressione Modica, non riesce a ragionare, 17 pari nella struttura geodetica ogni volta. Per me è uno scioglilingua. io mi sposto vedere se riesco a vedere meglio. Dialoga Polimeni con Nardi che adesso va al servizio. Ha chiesto formazione alla squadra di casa, tutto ok. Qui c'è il bucato steso, Gabriele. Nella nostra postazione ci sono un sacco di asciugamani, hanno asciugato il campo quanto era bagnato per le forti piogge. E la ripresa, grande recupero. Ricostruzione della Jolly con Matteo Dall'Agnol che stavolta la mette a terra. Assenza non è riuscito a sollevare questa palla. Jolly che si riporta in vantaggio 17-18. Abbiamo visto una bella azione è un bel recupero, intanto time out chiamato dal mister del Modica, Sgarlata. avevano detto di posizionarci sopra la gabbia dei palloni, Gabriele. Sì, era più in alto, però tutte le persone sarebbero messe qui Sì. alla staccionata che separa il campo e non avremmo visto nulla, Gabriele. A parte che era instabile. Nardi riceve bene Dionisio. E questo che palla messa sì, a terra. Che palla messa a terra, molto tesa. veloce del numero 9 Pappalardo, mi sembra, che porta in parità. Adesso al servizio. Chi è? Numero 12. Numero 12 Pitanza. Grandissimo attacco. Matteus a campo libero con a muro c'era Bocchino. E ora Bellucci al servizio. Bocchieri, Renato. Bocchieri, devo correggere. Molto tesa la palla. Eccolo. Al servizio c'è la copertura.
di Chillemi, poi l'attacco di Laganà e stavolta Questa va a Laganà segno. con questa diagonale stretta mette in difficoltà Battaglia. 18-20, sempre Alessandro Bellucci al servizio. Carica i suoi allenatore del Modica. Adesso anche il pubblico si fa sentire molto teso di nuovo. Vitanza, Dionisio Di Pasquale, Muro, Murato, però è ripresa, ma è a terra. Sì. L'aveva presa con il piede Dionisio. Ma Assenza non riesce a tirarla su e tocca terra. 18-21 in diretta da Modica, pronto un doppio cambio nella squadra di casa. Esce il numero 5, entra il numero 7. Esce Bocchieri ed è entrato Incatasciato. Esce anche Battaglia ed è entrato il numero 2 Curridori. Ancora Jolly al servizio con Alessandro Bellucci. Ancora molto tesa, che mette in difficoltà la ricezione. Dionisio cerca di servire il numero 7 Incatasciato. E di là non c'è nessuno. Bello, questo bello. sfrutta le mani del muro Matteo Salagnolo per questa palla della Jolly. Ha giocato d'astuzia Matteo Salagnoli. Adesso un altro 18-22. time out chiamato sempre dall'allenatore del Modica. Sì. Stavo notando, Renato, non vorrei buttarla secca, ma Bellucci nel servizio le sta mandando molto più tese rispetto alle altre partite. Ma rispetto alle altre partite io ho chiesto, dalla nostra postazione ci hanno detto non la vedete la battuta di Bellucci. La battuta di Bellucci è molto flottante, Sì? quindi lateralmente non si nota, dice, però da fondo campo si vede questa palla e quindi mette in difficoltà la ricezione, però sono stati bravi all'epoca in Lamezia a ricevere, sì. 18-22, sempre Bellucci al servizio. Dionisio Di Pasquale si propone, Bella tocca, peccato, c'era copertura di Bellucci, ma la palla finisce sulla struttura. 19-22. Di nuovo cambio. Esce il numero 9. Incatasciato entra Pappalardo. il numero 1 Turla. Pappalardo, scusami, il numero 9. Sì, è uscito Pappalardo, perché il numero 7 è in campo. E Turla adesso va al servizio. Vediamo questa battuta molto su Salomone, che è messa un po' in difficoltà. Incrocia delle linee. Sì, va all'incrocio delle righe questa schiacciata di Mimmo Laganà per il 19-23, mentre Matteo Salagnol dalla parte opposta che è al servizio. Assenza, riceve male e non poteva serve sul piatto d'argento a Giovanni Chillemi, che porta al primo set point dei 5 disponibili. Ha perso lucidità Modica. Adesso sempre servizio Jolly, ancora forte. Assenza, questa volta va bene. Dionisio Di Pasquale, Murato, ma Assenza è in copertura. È ovunque Assenza. Numero 7 questa volta Incatasciato è stato Murato e si chiude qui il primo set 19-25.
cambio di campo mentre qualcuno va negli spogliatoi. Sono precipitati Mateus Dall'Agnol e Nicolas Nardi. Gabriele, motivo? C'è una famosa canzone che dice a papà cosa gli scappa? Vedo che tu non... No, stavo guardando ancora qua al computer. Lo stavo seguendo. Devi fare gli auguri a qualcuno, Renato? Caspita, gliel'ho già fatti per telefono e gli avevo detto che avremmo fatto... Se ci fosse stata Annalisa poteva cantare, vedi? Annalisa cantava un bel... Tanti auguri a te. Francesco, tanti auguri a te. Tantissimi auguri. Ti ho detto che sei a meno della metà del tuo cammino. Ok, sono rientrati Nardi e Mateus Dall'Agnol. Salutiamo anche Già i genitori. fatto. Salutiamo i genitori di Topoli. Hanno detto che Di ci Topoli seguono. ci segue Parenti. di Salomone, il papà di Salomone so che si guarda la partita sul televisore, seduto tranquillamente in poltrona o sul divano. Beati Lo voi, conosceremo. beati tutti loro che stanno davanti al camino in questo Sì, momento. noi qui stiamo gelando, non c'è riscaldamento, è un tendone. Poi salutiamo comunque tutti i genitori dei nostri ragazzi che sicuramente staranno seguendo. Santa Croce si sta riscaldando proprio davanti Sì, alla telecamera. saluto Il più- mamma e papà, Uno dei sono più sempre giovani. presenti. Il Sono... secondo più giovane è lui. Mi sa che è un pochino Classe basso però 2000. l'audio, dobbiamo alzare un pochino, Gabriele. Classe 2000, Alessandro Santa Croce. Giacomo oggi è assente. Si tiene Giacomino pronto. non c'è, hai ragione. Si tiene pronto per la partita di domani, che c'è la prima divisione della Jolly, Ah. guidata dallo scoutman della Serie B, Antonio Mariano, mister delle giovanili. Ci sono i vari campionati nella Jolly, Under 16, Under 18 e prima divisione. Fondamentale Domani, se non per... sbaglio, a Bovalino giocano domani, la prima divisione. È fondamentale comunque per poter avere un vivaio. Sì, in crescita. È in crescita, sono tanti gli iscritti a 5 frondi, quest'anno sono aumentati tutti i ragazzi, speriamo che qualcuno possa finire in serie alte, diciamo dalla B in su. 17:30 in questo momento, pronti per il secondo set. Primo finito 25-19 per la Jolly. Confermati i primi 6 iniziali del primo set in tutte e due le squadre. Jolly che parte con Salomone come sempre e parte anche in +1 con Alessandro Bellucci al servizio. Solita jump float molto tesa. Tocco di Samuele Aprile che finisce out. Mi sembra fosse battaglia, se non erro, Gabriele. I numeri ora è difficile. Vederli, Al servizio era? Laganà intanto, Stacca. Murato ci mette le mani a protezione Matteo Solegnol, ma Sì. la palla comunque non viene intercettata dal libero come si chiama il libero? Assenza. Assenza. Ecco perché non sapevo com'era. Se manca 1-1. Adesso al servizio Mateus Dall'Agnol nella Jolly. Molto forte sempre Dionisio su Di Pasquale sull'arbitro È in difficoltà Dionisio nelle ricezioni. e anche
forte la schiacciata, la battuta di Mateus. Eccola qua, abbiamo rivisto nel replay anche come ricevuto male Dionisio Di Pasquale. Adesso ancora sempre Mateus Dalagnol, vedremo se nello stesso punto. Sì, questa volta riceve, riesce a è una doppia, chiamata una doppia a Bocchino. Ancora. Bocchino, ormai Bocchieri. lo devo scrivere più grande. 1-3, sempre Mateus Dalagnol al servizio. L'unico numero che vedo è quello di assenza. Stavolta la palla si ferma sulla rete, l'ha cercata ancora più tesa Mateus Dalagnol. Vitanza al servizio, si è girato e ho letto il numero 12. Salomone, Bellucci a... dai Mateus, era sulla palla, in tuffo non riesce a mettere una mano. C'era la copertura, Gabriele. Sì, c'era, sì. Non c'è stato però Mateus Dalagnol a metterci quel braccio che poteva permettere la ricostruzione della Jolly. Salomone di nuovo, ma su Forte. Giovanni Chillemi senza muro, perché c'era solo Bocchieri che non accenna al salto. Due si conoscono bene. Questo è un altro ex Giovanni Chillemi, l'anno scorso giocava qui sì, insieme al fratello, che ora calca la Serie A. Quest'anno gioca in Serie A, Gabriele. 4 pari. Servizio out di Samuele Aprile. Salomone. Di nuovo Giovanni Chillemi. Bocchieri cerca di intercettare questo pallonetto che finisce al fil di rete e Dionisio Di Pasquale non riesce a intercettare. È stata bella l'alzata di Bellucci qui, Domenico La Canata, la posizione è proprio sul punto che era stato segnato, Gabriele, quando si è arrivato al palazzetto. vediamo se questa è una posizione comoda per lui. Sì, esatto. Di là però ricevono bene. Dionisio Di Pasquale, tocco del muro, si ricostruisce, La Canà di nuovo, bravissimo, e non tocca, ma era passato in mezzo alle travi. È travi. passato in mezzo alle travi senza toccare. Bocchieri ha lasciato cadere, non riuscendo a riprenderla, ha attraversato proprio tutta la struttura, all'interno tra struttura e telone. Adesso la Jolly deve tenersi stretto in battuta La Canà, non ha forzato particolarmente. Sì. Vedremo adesso, ancora molto sul forte. libero Dionisio Di Pasquale, Doppia. di nuovo doppia. Ha deciso di non forzare La Canà. Sì, però gira meglio la squadra. Vediamo adesso. Eccolo qua che parte. È out. Stavolta out. Aveva esultato Domenico La Canà, mi sembrava dentro. Bocchieri al servizio. Salomone. Ancora Giovanni Bellucci. Chillemi, sì. Prestazione di prima. No. Sì, 4 tocco. Chillemi dice di no. Sì, probabilmente. Per replay infatti non sembrava. Il quarto tocco era toccato dal muro? E il muro però ha chiesto il quarto tocco, quindi dobbiamo credergli. Opla! Non bene Mateus Dalagnol, gli scivola la palla. Tocco del muro, si ricostruisce di là. Free ball da quest'altra parte. Nardi. Però l'ha lanciato troppo di là. Dionisio Di Pasquale. No, era out!
Attaccata Mateus Dall'Agnol sotto i nostri occhi. Completamente out. Vabbè. Forse pensava in un tocco del muro. Del muro. Anche perché lui era già fuori dal Era campo. già fuori quindi... dal campo. Vabbè, regalato questo punto. Sono 3 le battute consecutive dell'alzatore Bocchieri. Mateus Dall'Agnol. Nardi questa volta sfrutta le mani del muro e ci porta sul 7-8. Giovanni Chillemi ora al servizio. Controlla sempre l'audio, Gabriele, il meter che hai sul monitor. Forza molto. Sì, Giovanni Chillemi. assenza, riceve bene. Muro out. out. Aveva esultato anche Sì, Nardi. che l'ha vista schizzare via pensando di aver colpito lo schiacciatore del Modica, invece è ribalzata sul nastro. 8 pari di nuovo. Dionisio Di Pasquale al servizio per il Modica. Riceve Dall'Agnol. Bellucci sceglie lui. Pallonetto, ma C'è c'è la copertura. copertura. Bocchieri per Doppia di nuovo poi. una doppia. Ha tentato una pipe su Dionisio, mi pare. Sì. Nicolas Nardi C'è al cambio. servizio, c'è il cambio, Sì, esce cambio, Bocchieri, rientra Cambio alzatori. numero 2 Curridori. Dopo 3 doppie mi pare scontato il cambio. Le mani sono fredde, le mie sono gelate. Le mie sudate, quindi ce l'avevo in tasca. Nardi al servizio. Buona la ricezione, bella l'alzata sulle mani del muro. 9 pari. Esce disperato. Il numero sulla maglietta c'era solo Dionisio Di Pasquale, mi pare. O c'è qualcun altro? Sì, no, ce l'hanno, ma vale a vedere. C'ho una vista d'aquila. Sono, sì, in No, basso. poi sono coperti piccolini. a parte, sono coperti pure dal nastro. Dal nastro. Giovanni Chillemi. Chillemi riceve. Primo tempo. Oh! Sulla rete. Oh! Samuele. Samuele Aprile porta in vantaggio Modica. Su Salomone. Alza Perfetto, sì. free ball da quest'altra parte. Un'altra doppia. Ha toccato il nastro, no, doppia. Sì, era finita anche di qua tra l'altro. Non funzionano bene gli alzatori nel Modica. Bellucci al servizio con Polimeni che dà le indicazioni della posizione in campo. Molto tesa. Murato. Buono il Oh! muro. La schiacciata è lo riuscita a stesso la schiacciare. Granà. Bravissimo. Mateus Out Dall'Agnol, questa. penso. Scaraventarla out. Eccolo qua, ho beccato il replay giusto sulla schiacciata di Laganà. Tanto era chiamato un non tocco da Polimeni, non ravvisato dall'arbitro, ma sinceramente non l'ho visto. Siamo 11-10. Out. Il pubblico vicino qui alla riga di fondo campo ha gridato a Bellucci buona, ma Bellucci non si è fatto sorprendere e ingannare, ha lasciato sfilare. Matteo Dall'Agnol a servizio sull'11 pari. Forza ancora, sempre su Di Pasquale. Primo tempo, alzata di Samuele Aprile e Giovanni Chillemi facendo la solita manicure a
Curridori. Alzata in bugger di Ripassa. Samuele Aprile. L'assist Salutiamo perfetto. anche a Milano che ci stanno seguendo. Alessia, Simonetta, Lello e Anna Maria. Matteus Dall'Agnol stavolta con la forza sceglie una specie di pallonetto a campanile. Poi Giovanni il Chillemi. Giovanni in casa conosce benissimo il palazzetto, Gabriele, ha tutti i punti di riferimento secondo me. Giovanni sta andando Infatti sì, a fino ad punto. ora si sta facendo sentire più lui di Laganà, Sì. più lo schiacciatore dell'opposto. Tanto 11-13, Matteo Tra l'altro Dall'Agnol. l'azione è nata da una free ball, l'ultima che abbiamo visto. Adesso Matteus Dall'Agnol pronto, vedremo se forzerà o no. Siamo pronti, ci si raffredda a stare fermi, forza. Tutto pronto, il secondo arbitro dà il via, il primo fischia. E Matteus sparaccia l'attesa ovviamente. 12-13. Attacca Laganà nella Laganà è Jolly, viene murato. Muro imperioso questa volta. Mentre cerchiamo di sistemare al meglio. Sì, cerchiamo di togliere le quelle, telecamere. quelle luci in cima. Meglio più alto, Gabriele. Sì. Attacca, Intanto chiamato ancora in Chillemi, causa Chillemi. anche qui (13, 14). nel frattempo mi sono perso 2 punti. Samuele Aprile al servizio per la Jolly, pronto con la jump float. Dionisio Di Pasquale riceve, Attacca, passa sul muro questa schiacciata e il brasiliano Matteo Dall'Agnol non riesce a recuperarla. 14 pari. riceve Dall'Agnol. Bellucci sceglie Laganà tenta il pallonetto e questa volta passa perché c'era un buco, non c'era copertura. Si tuffa a Curridori ma non riesce ad agguantarla. 14-15. Pronto Laganà al servizio. La forzerà. Assenza, riceve in qualche modo Dionisio Di Pasquale, murato. Bel Muro muro di imperioso Nardi. di Nardi porta a 16. Intanto Time out time out. chiesto dal coach Sgarlata. Sgarlata sul 14-16. È sparito il rumore. Meno male. Si ricomincia. Sempre Laganà al Laganà, sì, servizio. dalla sua mattonella sul 14-16, in vantaggio la Jolly di 2 punti.
non molto forte stavolta, sempre su libera assenza. Oh, senza Muro, ma la Ganà fa buona guardia. Sempre lui chiamato in causa. Dionisio Di Pasquale, Pasquale. stavolta c'era la copertura di Matteus Dall'Agnol, non è riuscita però, accorcia le distanze Modica, 15-16. È ritornato il rumore che era sparito, Gabriele. Bocchieri al servizio su Salomone. Pallonetto da Chillemi. di Chillemi che sfrutta il muro in discesa. 15-17. Ah, non ce ne siamo accorti, era rientrato Bocchieri. Ero impegnato nella palla che ho fermato con la cartellina, quindi ho dato un altro colpo, quasi il colpo di grazia alla cartellina. Il capitano della Jolly pronto al servizio. Chillemi sul 15-17. Si ferma sul nastro questa battuta di Giovanni Chillemi. Ha lanciato un po' male Renato, si è visto? Ce l'abbiamo davanti. Io non lo guardavo, cercavo di vedere i numeri su queste maglie per capire, Adesso il servizio nel Modica Dionisio Di Pasquale, no, non c'è bisogno di numero. Dionisio Di Pasquale molto alta. Bravo Matteo Bellucci, Sarragnolo, murato, dritto per dritto. Monster Matteus. block Renato, monster Sì. block questo. Mi ricorda qualcosa. Mi ricorda una schiacciata a Palermo. 6 contro 3. basta. Troppi ricordi brutti. Ancora Modica che ha ritrovato la parità, 17 pari. Non ho seguito cosa succedeva. Qualcosa col secondo arbitro. Sempre alta, Sì, molto lunga. Mentre Uh. l'hanno presa. recuperata. Bravo Dionisio Di Pasquale. Tocco del muro questa volta. Abbiamo visto lo stesso schema utilizzato nel Modica. Vedi che comunque c'è qualcosa che si muove e fa. Il centrale che si sposta alle spalle dell'alzatore. Centrale proprio Nardi. Adesso va al servizio. C'è qualcosa. Tesa su Di Pasquale. Tacco centrale preso dalla Jolly. E poi Matteus Dall'Agnol ci pensa a mettere questa palla a terra. E porta avanti la Jolly di 2 punti. 17-19. Io ero rimasto indietro cercando sto rumore. Non so se anche in diretta c'è o solo ce l'abbiamo solo qui nella cuffia, però è basso. È diventato basso l'audio, Gabriele. Ancora Jolly al servizio La tua invece è troppo alta. con Nicolas Nardi. Ha forzato ancora, colpisce male e manda la palla sulla rete. 18-19, 1-0 di set per la Jolly di Cinquefrondi. In diretta da Modica. Chiede formazione il capitano Bocchieri, l'alzatore. È tutto ok. Battuta Modica su Matteus Dall'Agnol, la Ganà dalla parte opposta, muro di nuovo. Non c'è la copertura. Non c'è nessuno dall'altra parte. Era proprio lo spazio in cui non c'era nessuno lì. Tutti a guardare la palla. 19 pari.
Salomone chiede continuità alla Jolly. Sempre su Mateus Dall'Agnol, la Ganà dalla parte opposta, Muro, primo tempo, c'è il muro di Aprile, sporcato, la Ganà là di nuovo, ci riprova, è out, chiedeva il tocco ma è out, chiedeva il tocco la Ganà, che adesso viene addirittura sostituito. entra Limberger, il brasiliano Limberger al posto di Domenico Laganà. Limberger Nieto, sempre su Mateus Dall'Agnol questa battuta, e Mateus questa volta si fa vedere, vediamo recuperata la palla, quasi che fuori grande dal recupero, campo. che grande recupero, e questa volta Mateus mette a terra per il 20 pari. gara che si fa calda, Renato. Sì, si sta riscaldando, hanno fatto un recupero quasi in mezzo agli spettatori. Ovviamente non si è potuto vedere. Sì, perché è nell'angolo, posso provare a muoverla, ma ce l'abbiamo in alto. Quindi Laganà è stato sostituito proprio come il primo set di sabato scorso. Tanto Bellucci al servizio, facile, muro 1, c'è Salomone a coprire. Limberger si fa vedere Bravissimo. subito come nelle partite in casalinghe, prima palla toccata, E di nuovo vantaggio della Jolly. Ottima esecuzione di Limberger, mette subito la palla a terra. 20-21, fischia l'arbitro, può partire Bellucci con la sua palla flottante, eccola là molto tesa su Di Pasquale. Limberger free ball sfruttata, va male, di nuovo un'altra free ball, vediamo Bellucci sceglie Mateus Dall'Agnol. Mateus imperioso con Mura 1 in colpevole battaglia. Adesso è la Jolly che pressa Modica, e time out appunto chiesto E dal secondo coach Sgarlata. secondo time out. Time out più o meno obbligatorio, era sotto pressione il Modica. Intanto vi ricordo di seguire la nostra pagina Facebook Edicola di Penuccia, la nostra pagina Instagram. Si rientra in campo sempre con Bellucci al servizio, riceve Dionisio Di Ancora. Pasquale, Copertura Giovanni di Chillemi Chillemi. di Chillemi, tocco del muro, Bocchieri per Dionisio Di Pasquale, Doppia. ma di nuovo chiamata doppia questa palla. Non è in giornata Gabriele. Né Bocchieri né il secondo alzatore che era entrato prima, ha fatto Corridori anche, mi pare sì, che fosse, ha il numero fatto 2. anche una doppia e ha toccato pure la rete durante un'alzata. 20-23 più 1 Jolly, sempre con Alessandro Bellucci al servizio. Sempre la sua palla flottante, stavolta non su Dionisio Di Vitanza, Pasquale, primo tempo, stavolta cade nel palla campo. lunga, non c'è nessuno in copertura, 21-23. Cambio nel Modica, entra il numero 1 Turlà, Turla, anche nel primo set abbiamo visto questo sì, cambio. al servizio. Le solite tecniche
degli allenatori per non dare riferimento in ricezione, ma sbaglia sbaglia completamente questa battuta. al Tre centro ora della rete l'ha i mandato. set point a disposizione del nostro martello Mateus Dallagnol. Molto forte, riceve bene l'assenza, poi il primo tempo e Matteo Dallagnol non riesce a raggiungerla, ha annullato questo primo set point. È stato molto rapido il primo tempo del Modica. Il numero 9 Pappalardo, sì, rapido, non ha lasciato più o meno ragionare la Jolly, mentre al servizio vediamo se c'è, mi sembra sia Modica, no, il numero 12 era Pitanza, sceglie Limberger è recuperata di là. Non era doppia? Bellucci ancora, Giovanni Chillemi e porta a casa il punto. Giovanni non si ferma, diagonale stretta su assenza. E cambio di campo. Io continuo a sbattere contro la telecamera. (2-0) Jolly nella struttura geodetica di Modica. Primo set 19-25, secondo set 22-25. Jolly che acquista sempre più convinzione nelle giocate. Modica che cerca almeno il suo primo punto in campionato, ancora a 0 alla quinta giornata di campionato. Si ritorna in campo. Si riparte 0-0, 2-0 di set per la Jolly 5 Frondi. Questa quinta giornata del campionato. Sugli altri campi si sta disputando a Vibo Valencia, Torno Callibo, Partanna, Atria Polli e Partanna. Ovviamente nella Serie B a Torno Callibo. Sì, Torno Callibo, ovvio, nel nostro girone. Dunque, alle Toianni, il Letoianni contro il Conad della Mesia e stop, sono solo 3. Poi domani alla Mesia Terme Raffaella Lamesia contro la Cupe Volley. A Catania Algoritmi Universal contro le Tese Porito Cosenza, e a Palermo la Angelina Saber Palermo contro l'Ultima TV Volley Catania. Intanto si ricomincia con il +1 del Modica
È out. Tocco del Moro, io l'avevo visto, l'arbitro non la pensa come me, quindi Modica in vantaggio 1-0. Giovanni Chillemi out, non c'è tocco del muro questa volta. Bocchieri si appresta al servizio per il Modica. Due a 0 Modica. Salomone, Giovanni Chillemi, Stavolta c'è il tocco, sì, sì. ed è in campo, la chiama in campo. La chiama in Vedi campo, se era c'è. fuori per essere. Vedi nel replay. Vediamo. Allora, il tocco c'è, la palla era fuori. Ok, comunque. Vabbè, era lo stesso punto Jolly. 2 a 1. Mentre al servizio Samuele Aprile. Con una mano, free ball che andava fuori, Ha assenza. messo una mano, assenza. 2 pari. È andata bene a Nardi. Sì. Ricezione Vitanza, assenza e Di Pasquale. Bocchieri è in seconda linea. Primo tempo, un recupero mostruoso. La palla che rimane lì, lottata. Recupero di nuovo con Attacca. una mano. Di Pasquale. Una pipe. Dentro. Pipe di Matteo Salagnol. Bello scambio, Gabriele, questa volta. Sì, sì. Una bella copertura con una mano di Giovanni Chillemi, mi sembra, quasi sotto rete, stava passando dall'altra parte del campo. Gabri, ci sei? Sì. Bello. Bocchieri sceglie un grandissimo primo tempo. Sì. Con Modica. Per Modica. Tre pari. Una palla molto tesa, l'abbiamo rivista ora nel replay. Per il centrale. Dionisio Di Pasquale nel Poteva servizio. piazzare dove voleva la palla con quell'alzata. Sì, sembra non c'era neanche muro. Sì. Di Pasquale al servizio. L'ex della partita. Anche Due l'altro ex, sì. Chillemi. Salomone per questa palla che non era. Ace di Dionisio Di Pasquale. Vabbè, era una palla molto tesa. La rivediamo nel replay. (4-3) Modica mentre si asciuga il campo. Sempre Dionisio Di Pasquale al servizio. Attenzione alle palle lunghe di Dionisio. Stavolta si è ferma corta. sulla rete. Gliel'hai buttata a secca. Mi dispiace, non era nelle mie intenzioni. Era rivolto invece ai nostri. Lagana al servizio dal lato del campo che non gli piace. Infatti. Vedremo. Questa Ok. volta su assenza riceve bene. Out invece Battaglia. Chiama Era punto. partito in anticipo. Chiama punto al Modica. Come appunto al Modica. Sì, era out questa palla. Era coperta da Dionisio nel replay, da Dionisio Di Pasquale. Quindi non si è visto nella nostra angolatura della telecamera. Non era out, allora era in. Abbiamo dato il punto. Non Punto hanno Modica. esultato però, quindi anche loro l'hanno vista fuori. Sì, sì, sì. Vabbè, ha restituito quella di prima in pratica. Va.
Matteus Dallagnol, primo tempo su Bocchieri che una palla che rimane lì, ne esce vincitore il numero 12. Sì, chiedono del l'invasione, Modica. ma non mi sembra che sia stato fortunosa questa. Oddio, ho visto il replay. Si è portata via la rete o è il pallone? No, il pallone, forse era invasione aerea, volevano i giocatori della Jolly. 6-4. Matteus Dallagnol e tocca l'asta, non c'è proprio Mimmo stasera. Però c'è la Ganà. Sì, la Ganà. Chillemi. Stavolta non ha fatto bene la panchina per adesso sulla Ganà, cosa contraria nella partita scorsa. Attacca il Intanto era, pallonetto, sì. Attenzione a terra un giocatore del Modica. Era proprio Modica a terra. Molta confusione, tocco del muro questa volta, no? Out. Non riesce a ragionare la Jolly. Non so che cosa. No, appunto Jolly. C'è stata un'invasione allora. Chiamato invasione a muro. Non si è Perché capito la nulla. rete, infatti dal replay è stata abbassata, lo rimando il replay. Però era finita l'azione già. Vedi? Sì. Hai visto? No, ma Si è questo mossa la rete. si è mossa la rete dopo. Quello lì è Chillemi che finisce nel campo, nel nostro campo. Non so cosa ha visto l'arbitro. Infatti adesso stanno dialogando il primo e il secondo arbitro. Giallo al Modica anche per questa protesta. Tutta la squadra sotto il seggiolone. Adesso il capitano sta dialogando con il primo arbitro. Non c'è stato, Chillaci. mi è sembrato. Vabbè. Adesso anche con il secondo arbitro si parla. Sì, Schillaci è il primo. Secondo Spinella. Comunque 7-5. Un po' di confusione c'è stata in questa azione comunque. Sì, non ho ben capito cosa Non si capiva. ha visto. Mentre si asciuga anche il campo, una lunga pausa. Sì, lunga pausa. Ancora si sta asciugando il campo. 7-5. È pronto intanto dall'altra parte Giovanni Chillemi al servizio. Assenza riceve Andata in bagger. Murato, numero 12. Ancora in Vitanza. bagger. Pipe. È riuscita a Dionisio Di Pasquale. 8-5. Doppia alzata in bagger per l'alzatore del Modica. Non si fida più della sua alzata. Va a colpo sicuro con il bagger. Non vuole commettere errori in questo momento positivo del Modica. Battaglia ora al servizio. Out questa battuta di Battaglia. 8-6. Permette alla Jolly di respirare un po'. 8-6. Nicolas Nardi al servizio. Anche Nicolas c'ha il rituale di battuta, si ferma sulla riga di fondo campo, fa i 3 passetti e poi va forzata. su Vitanza. Di Pasquale di nuovo in pipe. 2 volte lui su Samuele Aprile. Vitanza alla battuta, riceve Salomone male. C'è la copertura di Chillemi. Tocco del muro, si recupera. Assenza su Dionisio Di Pasquale che tenta un pallonetto, la palla
schiaccia Bellucci anche Ancora dall'altra parte. confusione, Sì, hanno costruito male di Dionisio su Giovanni Chillemi. Bellissima la ricezione di Chillemi. In campo, dentro. in campo e ci ha Davanti a noi. sfiorati. Battaglia davanti a noi, un po' stanco Renato. Dici? Sì. Si pulisce il campo. Bel gesto di Giovanni Chillemi che ha recuperato questa palla destinata a terra su una pipe, su una schiacciata di Dionisio Di Pasquale. Al servizio Bellucci. Su Dionisio Di Pasquale. Battaglia lunga. Accorcia le distanze la Jolly, adesso cambia nel Modica, entra il numero 7. Incantasciato, era già entrato prima che è uscito. Sì. È uscito Battaglia. Sempre Bellucci al Battaglia, è servizio. stanco Renato, io l'avevo detto che era stanco. Dionisio. Sorpresa. Primo tempo Ancora. tentato, questa volta letto dalla Jolly. Matteo Sallagnol. Bene stavolta la costruzione della E Jolly, la palla rimane. È rimasta agganciata alla Tra le struttura. Si vede aspetta che gli facciamo una ripresa. Eccola là. Secondo pallone, quindi Alessandro Bellucci pronto al servizio, sempre su Dionisio Di Pasquale che si propone anche l'attacco. C'è la copertura di Salomone. È doppia di chi era? Di Bellucci? Sì. Non era in una posizione d'alzata. Siamo 10-8? 19. 19? E allora ho perso un numero. Questo mentre sistemava. Non l'ho scritta prima. Sicuri? Sì. Chiesta formazione nel Modica. Tutto ok, deve andare al servizio il numero 9. Pappalardo. Io non ci vedo di qua. Ritaglia. Bellucci sceglie Laganà. Laganà. E 4 tocchi però della Jolly. (11-9). Sempre Modica al servizio, sempre Pappalardo. Sceglie una flotte su Matteo Dalagnol, alza la Chillemi. Laganà recuperata, Vitanza. Dionisio Di Pasquale. Molto forte, out. È out, peccato. Come peccato? Peccato per loro, certo, dopo aver recuperato questa palla. Vediamo se riesco ad alzare ancora di più la telecamera. Non riesco a togliere le luci, Gabriele. Lasciale, non può. 11-10 nella struttura geodetica. Recuperato un pallone che non è quello che si è incastrato lì. Cambio di palla. Ancora una lunga pausa per questo cambio palloni. Si deve valutare qual è il più gonfio, il più adatto. Ovviamente il secondo arbitro sa scegliere. In questo momento Spinella sta proprio controllando quasi tutti i palloni per vedere qual è il migliore. Perdita di tempo. Ok, il pallone
Ho alzato un scelto. attimo, ho alzato un pochino il volume, vediamo se siamo al massimo. Ancora perdita di tempo, si lamentano i tifosi presenti qui nel palloncino. Jolly al servizio con Matteo Dallagnol. Dionisio Di Pasquale. Dionisio si propone, riceve Matteo Dallagnol, Giovanni Chillemi, tocco del muro, bucato il muro, le mani di Modica. È parità, 11 pari. Mentre una squadra femminile qui è già pronta perché alle 7 devono giocare. Su Dionisio Di Pasquale, e Dionisio tenta ma viene murato, ricomincia da Dionisio di nuovo, passa questa volta Dionisio in lungolinea, free ball per il Modica. Dionisio di nuovo ci riprova, ma questa volta viene murato dalla Ganà. Bello questo muro, Renato. Sì. (11-12). Jolly che passa di nuovo in vantaggio. Tanto c'era un time out mentre controllavamo se la diretta era a posto. Chi l'avrà chiamato, Gabriele? Modica. Ne ha due. Modica aveva già chiesto uno. 1 ora e 23 di stream qui in diretta da Modica. Stiamo trasmettendo il match, la quinta giornata della Serie B Girone H tra Volley Modica e Pallavolo Jolly. 5 pronti in vantaggio alla Jolly, 2-0 di set, vantaggio anche di punteggio 12-11. Mentre Matteo Dallagnol scalpita in fondo dopo questa pausa. Questa volta è out. Ha tentato di cercare di nuovo Dionisio Di Pasquale su questo lungolinea, ma era oltre la linea. 12 pari. Modica ancora in campo Incatasciato, che ha sostituito. Oh, riesce però dal free ball. Attacco mancino di Incatasciato, poi attacca Chillemi, c'è la copertura, non c'era, il secondo tocco un po' in confusione. Out questo muro di Samuele Aprile dopo questo scambio. Bocchieri di nuovo al servizio. Più uno Modica. Attacca Samuele Aprile, finalmente gli riesce un attacco che riporta in parità la partita. 13 non c'era il muro, comunque è un attacco un po' lento. Sì. La palla è rimasta lì. Se ci fosse stato pronto il centrale opposto qui del Modica. Dionisio Di Pasquale, murato. 13-14, di nuovo vantaggio Jolly. Murato in questa azione Dionisio Di Pasquale. Muro molto compatto della Jolly, mentre si continua ad asciugare il campo. Altre perdite di tempo in questo set. Samuele Aprile, Vitanza, primo tempo, murato da Pronto Nardi. Nardi, è pronto. Una doppia di nuovo. No, ho toccato la rete, dice, con la schiena, ma l'arbitro è ben posizionato, quindi dobbiamo crederci. Io mi sono perso di nuovo col punteggio. Gabriele? 13-15. Allora avevo scritto bene.
Dionisio Di Pasquale, pallonetto. Palla regalata nel Sì. Modica. Muro, non si tuffano, mi tuffo io che ti tuffi tu. Giovanni Chillemi e Bellucci si fermano, 14-15. Dionisio Di Pasquale al servizio, la palla non c'è, chi ce l'ha? Come sempre nella Jolly manca la giusta copertura, l'abbiamo vista poco in questa partita, abbiamo visto poca copertura sotto il muro, Sì, ma non è specializzata in copertura al muro la Jolly, l'abbiamo visto No. anche nelle altre partite. no, di solito fa infissi, ma coperture. Dionisio Di Pasquale pronto, sempre Matteo molto lunga, Sodallagnol, oh, parata. sì, anche dall'altra parte si Alza Matteo Dallagnol, cercato il pallonetto, la copertura, manda in c'era, controtempo. sì, manda in controtempo Assenza che si era tuffato, Vitanza. mentre Vitanza in discesa ci mette una mano ma tira in panchina. Lagana al servizio, Assenza riceve bene, può costruire bene, tenta una parallela, incatasciato Giovanni Chillemi Murato, proprio da incatasciato. Sì. Catasciato, che ricordiamo è entrato nel corso di questo set per sostituire Battaglia, che era molto stanco. Modica al servizio, riceve Matteo Sodallagnol, primo tempo, tenta, è riuscito a recuperare il Modica. Il primo tempo di Nardi, che era ben piazzato, mentre la difesa del Modica non era piazzata per questo recupero sì, che ha voluto perché- fare, quindi campo libero, Esatto. senza muro. 15-17. Aveva tutto il tempo Nardi Sì. di posizionarla dove voleva. Infatti Bellucci ha senza muro. sfruttato immediatamente e intelligentemente la cosa. Era Chillemi al servizio, non Lagana. Ha mandato a prendere un caffè il pallonetto di No, Bellucci. prima ho detto che era Lagana o ho detto Chillemi, non lo so. Non lo so. Poi lo risentiremo. In ogni caso adesso c'è il Hagan. Sì, Nardi, vabbè. vabbè, che stiamo dicendo che hai bevuto oggi? Giovanni Chillemi. Capitano della Jolly, pronto? La forzerà? Sì. Ace su Assenza. (15-18). Sempre Chillemi. Di Chillemi su nuovo su Assenza, Assenza che stavolta riceve bene, incatasciato, tenta dall'indietro c'è il sempre muro. il muro. Pipe stavolta Dionisio Di Dionisio Di Pasquale. Pasquale non tocca il muro, Mateus rimanda non sappiamo dove, tenta un pallonetto Bellucci, incatasciato questa volta, mani fuori. E beh, qua possiamo dare i meriti all'alzatore del Modica, Bocchieri. Ha sempre fatto la scelta giusta, ha gestito bene. Sì, incatasciato intanto al servizio. Out, la segue Giovanni Chillemi e lascia sfilare. Nicolas Nardi al servizio e si ferma Di nuovo per sul un nastro. pelo sul nastro. Modica pronto ad andare a servizio con il numero 12 Vitanza. Vitanza.
Sempre la solita jump float. Riceve Salomone. Primo tempo di Samuele Aprile è recuperata. Invasione. È stata chiamata, non ho visto il secondo arbitro che gesto ha fatto, se lo rivedi, che non mi sembrava fosse sì, invasione. sì. Ha chiamata proprio il secondo arbitro Spinella. Bellucci al servizio. 17-20 in diretta da Modica. Bellucci, Dionisio Di Pasquale. Ha tentato con una mano, non sappiamo se voleva schiacciare o voleva disturbare forse Samuele Aprile. Ci è riuscito. Sì, eccola qua. Bocchieri ha fatto una schiacciata. Ha mandato fuori tempo il centrale avversario. No, anche Bocchieri, se la rivedi, l'alzatore ha fatto una specie di schiacciata. Basta schiacciare il tasto e riparte la stessa azione, cioè, Gabriele. Lo so. Rivediamo l'azione precedente con Samuele Aprile che salta. Sì, ha mandato ha tentato Bocchieri, con una mano alzata. Si è visto arrivare Samuele Aprile, giustamente. Sì. Non sapeva cosa fare. Sono 17-21, sempre Bellucci al servizio. Riceve Dionisio Di Pasquale. Bocchieri per Incatasciato che schiaccia, ma c'è bella una copertura La palla di che torna nel Salomone. campo del Di nuovo Incatasciato ci riprova, questa volta vediamo se non ce la fa Salomone. Ha tentato ma è finita sopra i bagni. Al servizio Pappalardo. mentre dietro di noi si prepara la squadra femminile del Modica. Giustamente alle 19 dovrebbe giocare. Salomone, Matteo Salagnol e mette giù, trova il buco giusto. 22-18 per la Jolly, avanti di 2 set. solo che c'è una squadra sola, Gabriele. Sì. Mateus salta, assenza, Dionisio Di Pasquale, Murato, Vitanza, Incatasciato. Peccato Aprile, troppa foga. Sì. Troppe penne al pomodoro oggi, Gabriele. Ha una scommessa in ballo, Renato, con la società. E mi sa che paga. Sono rimasti pochi punti. Doveva fare a disposizione, 12 punti. Poi vedremo negli scout quanti ne ha fatti oggi. Pochi però, non sono 12. Al servizio Modica in +1. Bocchieri. Vediamo dove. Su Matteo Salagnol? No, su Giovanni Chillemi. Laganà tenta il pallonetto, recuperato, Bocchieri rialza, Dionisio Di Pasquale e passa Dionisio, esplode il palazzetto. Sì, perché è un punto fondamentale. 20-22, infatti chiama time out Polimeni. Polimeni è il primo time out chiamato in tutta la partita, sì. Non solo negli altri set, pure in tutta la partita. Questo è il primo.
Fischia l'arbitro, pronte a rientrare in campo le squadre. Modica pronto. Con Bocchieri sempre al servizio, 20-22. Riceve sempre Giovanni Chillemi. La Ganà, tocco del muro, recuperata la palla ma non ce la fa, in tuffo Dionisio Di Pasquale che tenta questo recupero. Ecco 20-23. che c'è un cambio, Gabriele. Chi entra? Gabri. Tofoli Alessandro Tofoli. al posto di Samuele Aprile. Entra quindi in battuta Tanto- Alessandro sì. Tofoli, che abbiamo visto la settimana scorsa al debutto. Un debutto importante, che ha fatto anche due È grandi recuperi. è arrivato tardi, ovviamente deve Ha rescisso il ancora contratto, trovare. sì, con la sua ex squadra. Aveva iniziato pure con la ex squadra con la preparazione. Ha rescisso il contratto e ha deciso di venire qua a Cinquefrondi. campionato iniziato, quindi non ha fatto tutta la preparazione, ovviamente ora deve Entrare nei Entrare. meccanismi. Eccolo qui alla battuta con la jump float. riceve assenza, alza male. E schiaccia altrettanto male il numero 7 incatasciato per il 23, il 20-24, 4 set point, 4 match point a disposizione di Alessandro Tofoli. 7 match point. 4. Sempre Tofoli a servizio con la sua palla flottante. Figlio d'arte Su Su Dionisio Di Di Pasquale, riceve bene, può costruire bene. Muro C'era il passa tra le mani non chiuse del muro di Giovanni Chillemi e Nicolas Nardi. Ha annullato il primo match point. proprio come lo scorso set su 24-20, se non Ed è sbaglio. Dionisio Di Pasquale ora che deve servire. Matteo Sudallagnol e Giovanni Chillemi. Nardi Mette a punto. terra una bella palla, Chiuso. il palleggio pure. Jolly che chiude Chiude. la partita. 21-25, archiviato questo capitolo. È sparito ora finalmente a fine partita il rumore che avevo in cuffia. Era ora. Qual è la prossima, Gabriele? Se non mi sbaglio c'è il riposo e poi lo scontro diretto contro la Hering Non Pozzallo. ho il Calendario calendario. non l'abbiamo stampato. Ce l'hai sul telefono, se prendi il telefono Aia. vediamo. Tanto Jolly ai saluti con l'altra squadra che Sta ha fatto entrando in anche, campo. ha fatto anche una bella partita al Modica, non ha giocato. Tanto c'è qualche C'è un macello. disturbo. Applausi alla Jolly, applausi al Modica che non ha giocato, stavo dicendo, una brutta partita. La cosa è, Ecco, abbiamo un macello disumano che succede, non so se c'è anche in diretta, che c'è qua in cuffia. Allora il calendario, non gioca una brutta pallavolo Modica, però ha perso e perde di nuovo, quindi rimane allora, a sabato 0 prossimo abbiamo il Pozzallo, Gabriele. quindi scontro diretto del già. Sì. Jolly quindi che si porta a 12 punti in classifica In attesa dello scontro, sì. degli altri campi, vediamo, dovremo vedere poi i risultati degli altri campi. Possiamo iniziare a smontare. Che dici, Gabriele? Saluti finali. Esatto. Oggi ha Mentre- riposato Pozzallo, quindi Sì. è definitivamente scontro diretto alla prossima. Quindi noi ci possiamo salutare con questo fastidio che Sì, è c'è passato. un macello che non riesco a capire da dove arriva. Ci vediamo alla prossima partita, settimana prossima in diretta da Pozzallo. Arrivederci. No, diretta da Cinquefrondi Da 5 ore. con il Pozzallo. Arrivederci.